Le ultime foto del bimbo di 11 anni residente a Mestre morto nel lago di Molveno sono le immagini scattate dalla madre poco prima della tragedia, lo strazio della famiglia. Grazie a chi mi aiuta a trovare le forze per affrontare un vuoto che non si può colmare. Le parole della mamma del piccolo Carlo Panizzo, annegato a Cavallino Treporti, a Roncade il messaggio affisso al campanello di casa. Colpito da divieto di avvicinamento all'ex compagna 37enne, si presenta a casa della donna e sequestra lei, i figli, minacciandola di morte, arrestato. Mediterranea Saving Humans ha annunciato ufficialmente che è partita una nuova missione con una seconda nuova nave per soccorrere i migranti. A capo della missione Beppe Caccia e Luca Casarini. Regionali Roberto Mercato annuncia una pausa di riflessione, pronto a tutto, anche al ritiro. Non firmerò cambiali in bianco e arriva un sostegno a un'eventuale candidatura di Elena Donazzan. Mappatura dei nei fuori dalla lista degli esami garantiti dalla sanità pubblica, scatta la polemica con Giovanni Manildo che parla di follia e chiama a raccolta i consigli comunali. Primo bilancio con gli albergatori veneziani per il post Ferragosto, numeri sovrapponibili al 2023, ma ora si aspetta il momento clou della mostra del cinema. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il dramma di Mia in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il bimbo di 11 anni morto annegato giovedì pomeriggio nel lago di Molveno in Trentino si trovava con la famiglia residente a Mestre. Siamo in grado di mostrarvi le ultime toccanti immagini del bimbo prima della scomparsa. Ci racconta tutto Anna Maria Parisi con Tommaso Migot. Qui al primo piano di via Montegrappa 3 a Mestre, dove abitava il piccolo Mia Samad, annegato nel lago di Molveno, il tempo si è fermato. Noi abbiamo incontrato la famiglia, la mamma che non mangia da giorni, non si dà pace e piange senza sosta. La mamma, Akhtar Sumaya, 32 anni, non smette mai di piangere dal giorno della tragedia, quando il suo primogenito Miha, 11 anni, è stato trovato privo di vita in Trentino, alla vigilia di Ferragosto, tra le acque del lago, dove erano andati in gita con tutta la famiglia. È lì che gli ha scattato queste foto. Mia non voleva, timido e riservato, non gli piaceva mettersi in posa, ma la mamma aveva insistito. Sono delle semplici foto ricordo, gli aveva detto. Mai avrebbe pensato che sarebbero stati gli ultimi istanti di vita del suo amatissimo primogenito. Poco prima tutti e quattro, Mia, 11 anni, con il fratellino di 8, la mamma e il papà Abu Bakar, 38 anni, erano usciti al largo su questo pattino per poi rientrare tutti e quattro poco dopo. Scesi dal pattino, la mamma si era allontanata soltanto un attimo, il tempo di andare d'urgenza alla toilette, affidando Mia a una conoscente, già circondata dai cuginetti da altri bambini. Ma dopo nemmeno un paio di minuti al suo rientro, il bimbo non c'era più. Sparito nel nulla, senza che nessuno dei piccoli che giocavano accanto a lui, vicino alla battigia, sapesse dire come. Per quasi 2 ore le ricerche si sono concentrate a terra tra la speranza e l'angoscia. Poi i soccorritori hanno esplorato il fondale del Molveno e lì hanno trovato il corpo senza vita di Mia, che anche oggi si trova presso l'ospedale trentino con il papà che, distrutto dal dolore, sta ultimando le pratiche per riportare il piccolo feretro a casa a Mestre in attesa del nulla osta della magistratura. E la cuginetta Nafisa, che in arabo significa preziosa, di 14 anni, giunta a Mestre con tutta la famiglia dalle Marche insieme ad altri parenti arrivati dal Friuli con lo zio Abdul Samad, a raccontarci per il tramite della mamma di Mia cos'è accaduto esattamente quel giorno, mentre qui a casa di Mia anche la nostra troupe, di fronte a tanto strazio, ha potuto soltanto stringersi in silenzio accanto a questa famiglia con un abbraccio discreto nel rispetto del loro dolore davanti a una perdita così crudele. C'è il dolore di Mestre, di tutta Mestre, in particolare della comunità bengalese. Sayed Kamerul, tra i portavoci della comunità bengalese veneziana, è stato tra i primi a essere informato della tragedia accaduta al piccolo Mia a ridosso della sua scomparsa. Erano circa le 16 di quel maledetto pomeriggio quando, per una casualità, aveva chiamato proprio l'autista della corriera dove viaggiava la famiglia Samad, la prima delle 3 complessive che avevano portato sul Molveno circa 150 passeggeri da Mestre, tutti di origine bengalese. Quando ho chiamato
chiamato io, lui me l'ha detto la prima notizia che non trovavano un bambino, però loro, quelli che partono da Mestre e Marghera, maggior parte prendono questo pullman dove noi abbiamo organizzato con i nostri, perché conoscono tutti quanti, maggior parte che vanno con loro. Sayed esprime il cordoglio più sentito parlando a nome di tutta la comunità veneziana, ma non soltanto. Vicinanza alla famiglia e solidarietà in questo momento di immensa tristezza, una comunità unita nel lutto, dice, che cerca conforto davanti a una perdita così straziante. A me dispiace per la famiglia, per la comunità, che è un bambino così piccolo, 11-12 anni, e quando perde una famiglia, tipo un bambino, guarda che dolore, come si sentono mamma, come si sentono papà. Io come un genitore mi sento anche questo dolore perché conosco da anni. E c'è un'altra famiglia, c'è un'altra mamma straziata dal dolore, è quella del piccolo Carlo Panizzo, annegato a Cavallino Treporti. La donna ha fisso un messaggio al campanello di casa a Roncade destinato ai cronisti: grazie a chi mi aiuta a trovare le forze per affrontare un vuoto che non si può colmare. Vorrei ringraziare tutte le persone che in questi giorni di dolore immenso mi stanno dimostrando affetto, vicinanza e solidarietà. Ogni messaggio, ogni telefonata, ogni gesto, piccolo o grande, mi aiuta a trovare le forze per affrontare questo vuoto che non si può colmare. Inizia con queste righe il messaggio che mamma Dana affida ai giornalisti, un foglio bianco incollato sotto il campanello di casa, poche frasi che rompono il silenzio seguito alla morte lunedì nelle acque di Cavallino Treporti del suo bambino, il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni appena compiuti. Rivolta a chi sta cercando di aiutarla, Dana prosegue. Le vostre parole, le vostre preghiere e la vostra generosità sono il sostegno che mi permette di alzarmi ogni mattina e provare a continuare a vivere nonostante il dolore straziante. Grazie a chi sta donando, a chi sta scrivendo, a chi mi sta accanto. Altre dichiarazioni non ci saranno, conclude il messaggio, firmato semplicemente la mamma di Carlo. È un'atmosfera sospesa quella calata su Roncade dopo la tragedia di Cavallino. Nei prossimi giorni la Procura della Repubblica di Venezia, che sull'annegamento del bimbo ha aperto un fascicolo, conferirà formalmente l'incarico per l'autopsia e per questo i tempi per la celebrazione del funerale si allungheranno. Le parrocchie di Biancade, Roncade e Vallio hanno ricordato Carlo nell'ultimo foglietto parrocchiale stilato per la festa dell'Assunzione, citando Dostoevskij e l'interrogativo a cui il principe Mishkin non sa rispondere: perché, signore, i bambini muoiono? Si esprime la solidarietà della comunità ai familiari. Silvana Zago, che fin dalla sua nascita dava una mano a mamma Dana nella gestione di Carlo, quando lei era al lavoro, per il bambino era diventata una nonna, lo ricorda l'ultimo giorno di scuola materna, quando era andata a prenderlo. Mi diceva nonna Silvana, io non sono pronto per andare alla scuola primaria, ma dai, io le dicevo, Carlo, vedrai che dopo là ti insegnano anche a scrivere. No nonna, non sono pronto ancora. Allora vuoi rimanere ancora qua alla scuola, all'asilo? E lui mi diceva sì, perché io qua so fare i disegni e ho tutti i miei amici. Questo è stato l'ultimo giorno e me lo porterò sempre nel cuore, perché per me Carlo è un angelo. L'ho visto nascere da quando era piccolo e fino al 31, quando ho sentito la notizia. Io non riesco a dormire alla notte, penso alla sua mamma, al suo papà e basta. Diceva un bambino molto buono. Tanto buono, un bambino che non l'ho mai visto fare i capricci, anzi lui mi prendeva, mi abbracciava, si coccolava, cioè mi dava tanta gioia, era tanto caro. Mi sento ancora le manine qua quando mi stringeva, così. Che idea si è fatta su quel che è successo? È un destino, perché la mamma, una mamma brava, attenta, che era morbosa e anche il papà, un papà attento anche lui quando aveva i suoi bambini, un papà bravissimo, e io penso solo il destino. Io ho incontrato la mamma, non ci siamo dette niente, solo un grande e lungo abbraccio, silenzioso, basta. Non ho avuto il coraggio, non ci siamo proprio, penso che là ci siamo dette tutto, in quell'abbraccio c'è stato tutto. Immagino Carlo in cielo, non vestito da angelo, conclude nonna Silvana, ma con gli abiti che portava tutti i giorni e soprattutto con il suo sorriso. Però mi fa male il cuore quando penso a lui.
fa male. Malore per una padovana di 77 anni mentre fa il bagno a Caorle con il marito che se ne accorge e la salva dall'annegamento. Il fatto questa mattina verso le 12:30 all'altezza del chiosco Bar Arianna. Sul posto in pochi minuti l'ambulanza medicalizzata di Caorle che ha prestato le prime cure, ma considerata la gravità della situazione si è alzato in volo l'elisoccorso Leone 1 di Treviso che ha portato la donna in codice rosso all'ospedale di Mestre. Operazione di soccorso dalla capitaneria di porto di Caorle lungo tutto il tratto di spiaggia molto frequentato in questi giorni di Ferragosto. La cronaca ci porta a Mira e agli attimi di autentico terrore vissuti da una famiglia con un 37enne di origine straniera che ha sequestrato l'ex compagna e i figli, minacciando la donna di morte. Un uomo di 37 anni di origine straniera residente a Mira è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. Già da aprile era sottoposto al divieto di avvicinamento, ma lo aveva violato più volte. Prima sequestrando la donna e i figli, minacciandola di morte, poi presentandosi a casa della madre di lei nei giorni scorsi e danneggiando l'auto della vittima. Per questo la magistratura per lui ha disposto la custodia cautelare in carcere. Episodio questo che ha scosso profondamente la comunità di Mira, con i ringraziamenti al contempo del primo cittadino all'operato degli uomini dell'Arma. Perché ancora una volta sono state tempestive, hanno sicuramente messo mano a una situazione impegnativa, difficile e per quanto ci riguarda come comunità che condanniamo sotto tutti i punti di vista, è una vergogna. E sempre il sindaco Dori a ricordare quali le misure adottate concretamente sul territorio per proteggere le donne e tentare di prevenire episodi così gravi. Noi a Mira abbiamo anche aperto anni fa uno sportello antiviolenza, ormai sono passati 8 anni, e che poi è diventato anche un punto di riferimento per tutta la Riviera del Brenta, e vi posso garantire che sono state tante le segnalazioni che hanno permesso anche di prevenire casi come questo. Quindi io dico sempre anche a chi ci ascolta, esiste un numero di telefono sempre operativo che è il 1522, se avete paura per voi stesse o per i vostri cari chiamatelo, perché un operatore vi risponderà e vi potrà dare una prima assistenza. Dopo la tragedia delle ultime ore ancora al largo di Lampedusa, oggi nel pomeriggio l'organizzazione Mediterranea Saving Humans ha annunciato ufficialmente che è partita nelle acque del Mediterraneo centrale una nuova missione con una seconda nuova nave per soccorrere i migranti. È stato così mantenuto quanto anticipato lo scorso luglio. A capo della missione umanitaria ci sono tra gli altri il veneziano Beppe Caccia e il mestrino Luca Casarini. I volontari sono già operativi in mare. La pagina della politica con Roberto Marcato che ha annunciato una pausa di riflessione, pronto a tutto anche al ritiro, non firmerò cambiali in bianco, le parole pronunciate nel corso della nostra prima edizione dove è arrivato anche un sostegno a un'eventuale candidatura presidente della meloniana Elena Donazzan. Si mi mette una cavara. Il programma è Viva Roma Capitale. Voi capite che io faccio leggermente fatica a rimanere in una compagine. L'unico parole che ho è il Veneto, è il popolo veneto. Altri non ne ho mai avuti. Figuriamoci se firmo cambiali in bianco, non le firmavo neanche una volta. Sui social, complice il Ferragosto, ha annunciato una pausa di riflessione Roberto Bulldog Marcato che, ospite della nostra prima edizione, non esclude proprio nulla. All'orizzonte la scadenza delle regionali, nel presente un centrodestra quanto mai in difficoltà sia nella tattica che nella strategia. Nel caso in cui non le piacesse il candidato presidente, lei è pronto anche al ritiro? Ma io sono pronto a fare un sacco di cose. Leghista rimarrò fino alla fine. Io ho avuto una tessera nella mia vita, è stata quella della Lega, e morirò leghista, insomma, ecco. Non morirò democristiano come molti altri. Il leghista si può fare anche in altre liste? Il leghista si può fare ovunque, ma stiamo scherzando. Cioè, il leghista è un sentire, il leghista è una condizione d'essere. Lo puoi fare ovunque. Insomma, tutte le possibilità sono contemplate da mister Preferenza, di fatto l'uomo più votato in Lega dopo Zaia, amato dal popolo, meno forse dal partito.
Nel direttivo regionale della Lega io ho certezza che ci sono, e anche fuori dal direttivo regionale, insomma fra qualche dirigente c'è questa volontà di non candidarmi perché sono, addirittura qualcuno perché siccome ho preso tante preferenze toglierei il posto a qualcun altro. Messaggi interni ed esterni si sprecano, con Marcato che continua a sognare un candidato leghista profondamente veneto, ma non per questo pone un veto totale su un nome meloniano, uno in particolare. Per capacità di amministrare e per il fatto che conosce bene la regione di Fratelli d'Italia, Elena Donazan è sicuramente un amministratore o un'amministratrice, come vogliamo dire, di assoluto livello. L'altro fronte riguarda la proposta di Giampaolo Gobbo, maturata nell'ultimo direttivo della Lega, di escludere dalla prossima corsa chi ha cambiato casacca nel corso della legislatura, richiesta indirizzata a tutti gli alleati. Nel mirino transfughi ed espulsi, tra questi Fabrizio Boron, oggi consigliere regionale in Forza Italia. Sono stato espulso senza motivazione e non mi ricordo nella mia espulsione di aver ricevuto né una telefonata né un messaggio di dispiacere né dalla parte di Luca Zaia né dalla parte di Giampaolo Gobbo, anzi si sono girati dall'altra parte e di certo io non pongo limiti alla mia vita e non do il diritto di porre limiti alla mia vita né a Luca Zaia né a Giampaolo Gobbo. Intanto il centro-sinistra va all'attacco sui temi della sanità. Cancellare dalla sanità pubblica, dalle prestazioni pubbliche garantite, la mappatura dei NEI al fine di prevenire i melanomi è pura follia. L'attacco è diretto e arriva in ore che sono già di mobilitazione, con il Covesap, il coordinamento veneto di sanità pubblica, che ha annunciato una manifestazione di piazza per il 4 ottobre. La mappatura dei NEI, questo è il senso, è una visita che può salvare la vita, visto che il melanoma della pelle rappresenta il 5% dei tumori a livello regionale, con punte del 6% in alcuni territori come il bellunese. Da qui l'alzata di scudi anche da parte dei medici di medicina generale, preoccupati per il progressivo depennamento dell'esame dermatologico tra quelli garantiti dai livelli essenziali di assistenza e quindi dal servizio sanitario. Un conto è limitare la prescrizione, un altro cancellarne la possibilità. Ci schieriamo a fianco dei medici generali, dei comitati dei pazienti, dei sindacati, di tutti coloro che hanno invitato la Regione a fermarsi, perché la prevenzione è la chiave per una sanità pubblica efficiente. E proprio la sanità non può che essere terreno di battaglia politica in vista delle regionali, con il candidato di centrosinistra che chiama a raccolta anche i comuni. La mappatura dei NEI sarebbe solo la punta dell'iceberg di una sanità che scivola verso il privato. Invitiamo tutti i comuni ad adottare un ordine del giorno che faccia ragionare e faccia fermare la Regione su questo, perché la prevenzione è la chiave del nostro futuro. Ferragosto quasi alle spalle, con un primo bilancio degli albergatori veneziani. Il Ferragosto non è mai stato un periodo di altissima stagione per il turismo a Venezia, così come in molte altre città d'arte. Tuttavia i numeri di questa festa 2025, che arriva sempre nel cuore dell'estate, sono buoni. Complessivamente la media dell'occupazione degli alberghi associati dell'Associazione Veneziana Albergatori ha fatto registrare una quota pari all'85% circa, numeri sovrapponibili in tutto al 2023, il Ferragosto di 2 anni fa, con una flessione invece rispetto allo storico anno dei record 2024. Parla Daniele Minotto al suo primo Ferragosto da direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori dopo un lungo periodo da vice direttore. L'attesa è tutta per la mostra del cinema. La Ferragosto non è mai un periodo particolarmente interessante per le città d'arte, in modo particolare per Venezia. È stato comunque un buon Ferragosto. Raccogliamo una media di occupazione in tutta la città, quindi anche tra la terraferma, il Lido e la città antica, intorno all'85%. Alcune strutture hanno raggiunto anche il sold out, il 100% di occupazione, altre si sono attestate comunque su un ottimo 70%. Il momento clou, che sarà appunto tra pochi giorni per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre al Lido, dove l'occupazione degli alberghi
è quasi arrivata al completo, e poi con i grandi altri eventi del settembre veneziano, tra i quali spiccano Regata Storica e Premio Campiello. È comunque un dato positivo, non ci vogliamo lamentare. Il 2023, appunto l'anno di riferimento come Biennale Architettura, è più o meno stato rispettato, quindi ci attendiamo ora che arrivi la Mostra del Cinema con quella clientela tipicamente veneziana legata a questo grande evento. A proposito di Ferragosto, buono il bilancio sul litorale, in particolare a Cavallino Treporti. È una stagione che è partita a rilento, nel senso che è stata una stagione che ha avuto un'ottima Pentecoste, ma data la stagionalità è stata molto più complessa, quindi abbiamo avuto un maggio molto tranquillo, ma poi grazie alle festività tedesche le presenze sono esplose da giugno in poi, tant'è che al 31 luglio i numeri sono diventati positivi rispetto anche al biennio precedente 2023-2024, che sono stati anni assolutamente ottimi, se non da record. E per quanto riguarda il caro ombrelloni, è un tema che ci tocca relativamente, nel senso che la gestione delle spiagge, che per quasi la totalità dell'arenile è affidata proprio alle strutture ricettive, è strutturata in maniera diversa forse dalle altre località, dove sì c'è la presenza in parte di ombrelloni e di attrezzature fornite dalle strutture, ma gran parte della spiaggia è lasciata appunto libera, pulita, strutturata, ma libera per consentire agli ospiti di godere appunto del nostro arenile in assoluta libertà. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo soddisfatti di questo percorso. Il dato oggettivo ci testimonia quindi che il turismo all'open air sta trainando e sta avendo una grande soddisfazione soprattutto nelle code, nelle altre stagioni, quando anche il turismo si trasforma e diventa un'opportunità territoriale importante, e da questo punto di vista siamo soddisfatti, consapevoli che ci sarà tanto lavoro da fare. Chiudiamo con i fuochi d'artificio di Cavallino Treporti questa nostra edizione veneziana. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento di serata.